Buonasera amici radioascoltatori, buonasera, benvenuti alla prima puntata di nostra Cantanola Gigli di Noli Radio da parte di Lello De Lucia. Buonasera anche da parte mia, Giorgio Napolitano, buonasera a tutti voi, buonasera a tutti voi anche da parte mia, Giorgio Napolitano, ben trovati in questa edizione 2025, siamo qui con il primo episodio e naturalmente vi accompagneremo per i mesi di maggio e giugno dove vi racconteremo tutto della festa dei Gigli di Nola e naturalmente non mancherà anche il nostro concorso Cantanola 2025, la canzone del Novecento. Oggi, questa sera, 2 dovrebbero essere le dirette, però prima facciamo ascoltare le 9 canzoni in palio che voi dovete votare tramite la nostra email che è cantanola gmail cantanola@gmail.com oppure in direct sui nostri social. Allora, annunciamoli pure i nostri ospiti quali saranno. Intanto noi per consuetudine la prima puntata la riserviamo sempre al vescovo emerito di Nola, padre Beniamino De Palma. Naturalmente è lui che ci darà la benedizione per quest'altro anno 2025. Come tutti gli anni apriamo sempre con il nostro caro vescovo che è legato sempre molto alla nostra città. E poi come seconda telefonata faremo al nostro Antonio Dascoli che poi troveremo anche con noi in diretta tra qualche puntata perché adesso lui è impegnato con le votazioni quindi non è potuto venire. Benissimo Giorgio, io a questo punto andrei subito innanzitutto ad elencare i nostri thank you di Cantanola Gigli di Nola in radio che sono Carmine Napolitano, fotografo Nola e Napoli, Milichini Meeting Club, via Castelcicala 8 Nola, sarebbe l'ex Santa Lucia, tutto ufficio Buffetti di Tortora Edgardo in via Circumvalazione a Nola, bar pasticceria Milichini in via Stella a Nola, tenuta alla Marca eventi ristorante in via San Francesco a Saviano, Fratelli del Piano Group in via La Rocca e in via Tanzillo a Nola, Gioielleria d'Amore in via San Felice 14 Nola, Pacchiet ristorante e pizzeria a Domicella, Farmacia Visconti in via Michele Boccio a Nola, Gastone Pizzeria in via Roma a Cimitile, Gruppo Vecchione Home a Nola, Falegnameria Talese a Nola, al Cardinale Pizzeria via Esten a Mugnano del Cardinale, Studio Legale Raffaele Boccia a San Giuseppe Vesuviano, La Gatta Abbigliamento Uomo e Donna a Brusciano, Gioielleria Cerno a Saviano, Cellerini Argenteria a Firenze, Bastianelli Argenteria a Firenze, Neon Calm SRL Insegni Luminose, località Pizzone a Nola, Antica Fioreria dei Filippis in corso Tommaso Vitale a Nola, Cantanola Show Eventi, Sartorie Marinare Modamare, E-Type Mod, Lulu Parfum e infine ancora il nostro grande Cantanola Show con gli eventi, con il numero di telefono se dovete fare qualche evento 328 374 6437. Giorgio, allora questa prima puntata come la vedi? Allora facciamo prima una prefazione, facciamo una prefazione di questa festa dei Gigli che sappiamo che è partita un poco, insomma naturalmente come tutti gli anni c'è uno strascico perché c'è una sede vacante, appunto quella della Fondazione Festa dei Gigli che è stata commissariata
e poi naturalmente anche a Nola c'è il commissario, quindi siamo in attesa che ci sia appunto l'elezione del nuovo sindacato di Nola, perché ci siano delle indicazioni guida. Naturalmente poi ci faremo dire anche quali sono gli sviluppi che ci sono stati tra i maestri di festa appunto e con l'incontro con il commissario prefettizio per l'organizzazione della festa. Naturalmente il 29 giugno è la data fissata per la ballata dei Gigli e una settimana prima ci sarà però il sabato, quindi il 21 ci sarà la ballata dei Gigli spogliati e tutti 8 da anni che non si verificava una cosa del genere, e quindi tranne se non ci saranno disposizioni diverse dovrebbe essere questa la deadline. Finalmente, dopo tante carte, dopo tante cose, tribunale, TAR, ricorsi e via dicendo, che a me sinceramente non mi sta bene tutte queste cose, perché andare in tribunale per un giglio è proprio il massimo, cioè cose assurde, cose allucinanti, è come portare San Paolino in tribunale, perché San Paolino fa parte del giglio. Quindi finalmente è stato assegnato il giglio del panettiere con i maestri di festa, comitato, i figli e Risand, Nicola Meo, Raffaele Castaldo, Alessandro Junior, Meo Francesco Aprile, Aniello Di Lauro, Rita Francesco Balletta e Gabriele Juniors, Francesco Ricigno e Luigi Biagio, Vecchione Junior, Fabio Aprile, Giuseppe Sommese, Felice Ardolino e Francesco Cese, Luigi Nappi. Il firmatario è stato Pasquale, il mitico Pasquale Ippolito della pizzeria Due Pini. Facciamo anche questa pizzeria Due Pini, gli facciamo anche un po' di pubblicità. Presidente onorario è Antonio Napolitano e Sara Piccolo, divisione musicale Gregos Band, cantante Edoardo Ammirabile e Pietro Fiordellisi, paroliere Crescenzo Meo e Antonio Ardolino, impianto audio Nola Sound, Irollo Sound, Paranza Cimitilese, l'indistruttibile, sappiamo anche gli amici di Cimitile, progettista Ciccio Napolitano, costruttore Bottega Vecchione e infine postazione del Giglio e Slargo Travaglia, quindi dove sta il tribunale. Naturalmente attendiamo anche i vostri commenti sui social, commentate se volete porci delle domande, oppure naturalmente quando avremo i nostri ospiti potete porre delle domande che noi leggeremo in diretta. Sì, infatti, ecco, cosa ne pensate anche di questa cosa, di questi ricorsi, controricorsi, in TAR, andare in tribunale, cosa ne pensate anche voi. Adesso andiamo ad elencare le 9 canzoni che voi dovete votare, ci saranno anche premi per voi, per chi vota, quindi faremo la serata il lunedì, davanti il lunedì che sarebbe, se non erro, quando sarebbe Giorgio? 23. No, lunedì prima del 23, sì, giusto, hai ragione. 23 giugno davanti al Giglio del Calzolaio faremo una splendida serata e poi saremo impegnati tutte le 6 serate davanti al Giglio del Salutiamo Calzolaio. Anche tutti i maestri di festa del Giglio del Calzolaio, naturalmente anche il presidente onorario Gaetano Vecchione, naturalmente tutto lo staff. La famiglia Cutolo, ma salutiamo a tutti i maestri di festa del 2025. Adesso andiamo a elencare le prime le canzoni e poi vi facciamo ascoltare che voi dovete votare. Abbiamo scelto per voi questa prima puntata, anzi in questa ottava edizione Cantanola, la canzone eterna, l'orgia dell'ortolano 1990 a bordo di Felice Parisi, Salomire 1969 l'amor lontano di Felice Caccavale, Bettolire 1989 O Giglio Cantinera di Giacomo Di Lorenzo e Marotta, Panettiere 1977 Chi vuoi più Davide Angora, Barca 1991 Barca d'amore Tommaso Piatti, Beccaio 1978 E Corra Francesco Basile, Calzolaio 1982 Oculatore di Enzo Parisi, Fabbro 1996 Ricordi di Raffaele Caccavale, Sarto 1995 Fate dei suoni di Carmine Parisi.
Vi facciamo ascoltare allora tutte 9 canzoni. Facciamo naturalmente una sintesi delle canzoni, potete vedere e poi ci colleghiamo sullo schermo. Naturalmente queste potete vederle sulla nostra pagina Facebook e Instagram e anche su YouTube Cantanola GV di Nori Radio, e quindi votare la vostra preferita. Andiamo ad ascoltarle, partiamo subito con questi 3 minuti e 40 ad ascoltare le canzoni di Cantanola 2025. Ortolano 1990, a Bord, Felice Parisi. Lo stesso sentimento che tanto tempo fa facevano parlare, facevano parlare, soprattutto mano e apparecchio fumare. Salomire 1969, era molto lontano, Felice Caccavale. Vecchiolini 1989, il Ciccico Cantiere, Giacomo Di Lorenzo e Nino Marotta. Panettiere 1977, Coco Giù, Davide Angola. Arca 1991, Arca d'Amore, Tommaso Piatti. Beccaio 1978 e Corvo, Francesco Basile. Calzolaio 1982, Oculatore, Enzo Parisi. Si la mamma e viene appresso a me, stanno vicina, danza succina, mettono a parlare. Fabbro 1996, ricordi la Telecattovale. Sarto 1995, Fate di Suono, Carmine Parisi. Bene, queste sono le 9 canzoni che voi dovete votare tramite un messaggio in privato. Vi raccomando, rimanete anche il vostro numero di telefono, perché ci saranno anche premiazioni per voi, perché alla fine verranno estratti 3 persone che hanno votato e vengono nella nostra serata di lunedì 23 giugno davanti, sopra il palco davanti al Giglio del Calzolaio, vengono premiati con un omaggio offerto da E-Kype Gioielleria. Bene, noi ci sono anche dei saluti da fare. Giorgio, Orlando e Giovanni Gargiulo, buonasera, buonasera a voi. Poi c'è Carlo Vecchioro, buonasera amici.
una canzone a piacere. Vediamo prima una canzone, vediamo che canzone. Sì, io vorrei fargli ascoltare questa qua che è molto, insomma, una canzone dove abbiamo usato anche come jingle di entrata E corre, bravo. Beccaio 1978. Tutto per te Carlo Vecchione, e poi dopo ci mettiamo in contatto con il vescovo Beniamino De Palma. Ciao, buona serata, un saluto anche a Orlando e Giovanna Gargiulo. La facciamo sentire dall'inizio perché l'intro pure è molto particolare, è molto bello anche l'intro di questa canzone. E corre, Beccaio 1978, a cantare Francesco Basile. San Paolino 1978, Giglio del Beccaio. Maestro di festa Salvatore Lavanca e figlio. Presidente onorario Giuseppe D'Avanza. Capo Paranza Vincenzo Castaldo. Paranza Nolana di Pollicino. E corro di Cesarano inno, canta Francesco Basile. Abbiamo così ascoltato Francesco Basile e corre. Allora, ecco, abbiamo al telefono Beniamino De Palma. Buonasera padre. Buonasera. Sistemiamo il collegamento. Allora, un attimo solo. Sì, la sento, stiamo sistemando il collegamento, Mi sentite? Sì, io Eccoci qua, adesso ci siamo. Buonasera padre, buonasera da Cantanora Gigi di Nola in Radio. Come abbiamo detto, noi abbiamo consuetudine, naturalmente aspettiamo la vostra benedizione, non solo su Cantanora, ma sulla città di Nola, sulla festa dei Gigli. Naturalmente non mancano mai... Buonasera a voi. Buonasera. Non mancano mai le turbolenze nella città di Nola, legate un po' alla festa dei Gigli e alla città. Però naturalmente, insomma, la storia ci insegna che poi a volte bisogna prima toccare il fondo per risalire, e speriamo quanto prima di ritornare di nuovo, insomma, in auge. Pronto? Sì, padre. Dicevo... Innanzitutto sì. grazie a voi che mi date l'opportunità di incontrare una volta l'anno la città di Nola e tutti gli abitanti di Nola. So che vivete un momento difficile, ma anche una possibilità che Nola possa realmente rinascere. È necessario che a Nola si torni a pensare non con l'io, ma con il noi. Lo ha detto tante volte Papa Francesco, lo ha ripetuto il nuovo Papa
leone. L'io distrugge, il noi costruisce. Nola ha la cultura del noi, alla scuola di San Paolino, che non vedeva nemici, concorrenti, ma era capace di vivere il dialogo e l'incontro anche con i diversi. Vi preparate alle elezioni? Vi preparate alla festa di San Paolino? È l'occasione propizia per rilanciare la bellezza di Nola, la sua storia e la sua cultura. Queste coincidenze sono l'occasione propizia per gridare la speranza. Nola non può essere una città stanca, depressa, avvilita, pessimista. Nola, la scuola di San Paolino, deve essere una città piena di coraggio per affrontare tutte le sfide che sono presenti in questo momento e per costruire un futuro nuovo. I giovani chiedono futuro, i giovani chiedono giorni nuovi, i giovani chiedono qualcosa di diverso, i giovani chiedono che si torni a Nola di una volta, che è il punto di riferimento per tutto il territorio nolano. Nolani, svegliatevi, abbiate coraggio, avete tutte le possibilità, avete tutte le forze, uniti insieme, senza inutili contrapposizioni, uniti insieme per dare un volto nuovo alla vostra città. Nola vi nasca, Nola vi nasca, Nola vi nasca e vi aiuti in questo la protezione di San Felice e di San Paolino. Io prego per voi, vi ricordo con affetto e esprimo a tutti, dal più anziano al più giovane e da coloro che avranno le redini della città, il mio affettuoso augurio. Nessuno si tiri indietro, tutti lavorate per il bene del vostro territorio. Nessuno sia assente, ma ognuno dia quello che può. Piccolo o grande, importante è dare il proprio contributo. Un abbraccio ai nolani. San Paolino vi accompagni. Grazie padre Beniamino, buonasera anche da parte di Lello. Innanzitutto come state? Tutto bene? Bene, bene, grazie. Bene, mi fa tanto piacere. Ecco, una domanda le volevo fare, ecco. Non so se lei ha sentito o ha seguito fino all'ultimo che il Giglio del panettiere l'hanno assegnato proprio una quindicina di giorni fa tra carte del TAR, tra varie burocrazie, ecco. Di questa situazione portare un Giglio in tribunale, ecco, lei cosa ne pensa? Assegnare un Giglio con un tribunale contro il TAR e via dicendo? È una situazione che mi è dispiaciuta moltissimo. Mi scuso se lo interrompo, mi scusi se lo interrompo. Il tribunale sono le relazioni e il rispetto delle norme. È come portare San Paolino in tribunale, giusto? Certamente. I tribunali e la negazione dell'incontro e del dialogo. La negazione. E i nolani non possono permettere di tradire il pensiero di San Paolino, che è il dialogo, l'amicizia e l'incontro. Bene, speriamo che queste sue parole siano sante e che con la nuova giunta comunale, con la nuova fondazione, rispecchia in tutto questo che lei ha detto. C'è qualcosa da dire, Giorgio, a padre Beniamino? Solo un ringraziamento e una benedizione per tutti quelli che ci ascoltano, padre. Abbiamo anche il nuovo pastore. La benedizione certamente, la mia preghiera per tutti, soprattutto per coloro che vivono delle difficoltà in questo momento. Chi è provato non si senta mai solo.
siamo accanto, sempre, sempre, sempre. Quando la rivedremo a Nola, padre? Al più presto. Alla festa dei Gigli ci sarà nella ballata? No, per San Paolino spero di venire a trovare per San Paolino. Allora ci incontreremo a San Paolino anche alla processione, che quest'anno è il 22, la processione di San Paolino, il 22 giugno. Un abbraccio anche Grazie, a voi, grazie a Un lei. caro saluto, un caro Grazie. saluto e grazie dell'intervento. Grazie di tutto, grazie e buona serata. Ciao, ciao. Bene, allora ringraziamo naturalmente padre Beniamino De Palma, naturalmente l'abbiamo disturbato in orario pure sul tardi, però è sempre disponibile e davvero vogliamo ringraziarlo di questo. Allora, continuiamo con... E speriamo con questa benedizione che ci fa, toglieremo tutte queste carte, cioè che quando sarà il giorno, diciamo, l'assegnazione dei Gigli verranno assegnate come si deve a tutti noi maestri di festa, e così vivono un anno di festa, perché pure per loro non è stata dura, perché poi progettare l'ultimo istante un giglio non è facile, perché magari uno poi può pure abbandonare. Quindi secondo me la festa deve essere vissuta tutto l'anno, quindi chi fa un giglio che spende dei soldi deve divertirsi per tutto l'anno, con la speranza che quando saranno assegnati quest'anno sarà tutto su un programma fatto dalla nuova fondazione Festa dei Gigli, e quindi sperando che verranno assegnati come si deve, e così i maestri di festa potranno portare avanti un progetto che per loro è la festa e viverla per tutto l'anno, e così loro si divertono anche loro, e così siamo noi, grazie di Dio, bella così, già sappiamo chi fa i gigli. Infatti non è bello vedere che un maestro di festa fino all'ultimo non sa se fare il giglio o non fare, cosa deve progettare, cosa deve fare, magari ha dato anche qualche caparra a qualcuno, tra musica, cantanti, costruttore, paranza e via dicendo, e poi venirsi annullato all'ultimo istante. Non è bello sinceramente. Allora voi potete anche voi intervenire in diretta tramite il numero di telefono, che lo dico è 328 374 6437. Potete intervenire in diretta. Se me lo ripeti, se lo scriviamo pure sulla Sì, pagina. 328 Sì. 374 Sì. 6437, quindi potete intervenire anche voi dicendo la vostra cosa, ne pensate di questa cosa. Allora Giorgio, noi faremo ascoltare un po' di musica e poi ci metteremo in collegamento con l'altra persona che abbiamo detto, Antonio Dascoli, che non so se ci sta già ascoltando, che salutiamo, doveva essere tra di noi, però lui è impegnato tramite la campagna elettorale, quindi magari nelle prossime puntate ci sarà anche lui. Giorgio, vogliamo ascoltare qualche canzone? È possibile qualche canzone del 2025 magari? Sì, dopo intanto se andiamo avanti con questa sicuramente è possibile. Vogliamo provare con Il calzolaio, dove noi faremo una festa, ecco, ripeto, il 23 giugno, che poi saremo tutta la settimana davanti al giro del calzolaio della famiglia Cutolo, quindi il sabato dei comitati accoglieremo i comitati davanti al Giglio con la postazione in piazza Marco Claudio Marcello, quindi vi aspettiamo in tanti, e poi il lunedì faremo la nostra premiazione di Cantanola, dove voi dovete votare queste 9 canzoni che abbiamo prima ascoltate, che poi faremo ascoltare anche dopo. Allora ci siamo Giorgio, salutiamo anche il maestro di festa Enzo Cutolo del Giro del Calzolaio 2025 e tutta la famiglia Cutolo. Allora andiamo ad ascoltare dal Calzolaio 2025 Tu e nessuno più, canta Armando Della Pia. Radio Zero e Feliciano, Tu e nessuna più, canta Armando Della Pia.
tratto dal Carzolare 2025, Tu e Nessuna Più. Allora, vi andiamo, siamo pronti con il prossimo... Per la prossima diretta, sì. ospite, sì. Pronto, Antonio, buonasera. Antonio Dascoli in diretta. Buonasera a tutti voi, buonasera a Buonasera. quanti ci ascoltano. Ciao Nello, ciao Giorgio. Ciao, buonasera, ciao. Innanzitutto, come sta andando la campagna elettorale? Ma la campagna elettorale ovviamente adesso è l'argomento del momento. Diciamo che è una campagna elettorale che, come possono già vedere i nostri amici, concittadini, sembra che abbia, come dire, meno emozioni delle altre volte, ma soprattutto meno partecipazione. Questo al di là diciamo delle questioni di partigianerie e di posizione di appartenenza. È un dato questo che lo notano tutti. C'è anche una partecipazione di presenze molto molto minore già solo all'ultima volta che si è andati a votare, ovviamente ancor meno rispetto alle altre volte, quindi questo deve far molto riflettere. Bisogna ricucire lo strappo con gli elettori, troppe le amministrazioni che terminano il mandato prima del tempo, con pochi risultati, e quindi questo crea una sfiducia generale. Quindi speriamo che come dire, la politica possa tornare nuovamente a riaccendere i cuori, ma per fare questo ovviamente bisogna, soprattutto all'indomani delle elezioni svolte, riuscire a mantenere quanto si promette in campagna elettorale. Così finalmente si farà il sindaco, si farà una fondazione, festa dei Gigli, e finalmente non ci sarà tutto quel chiasso che fino a pochi giorni fa è stato tra TAR contro TAR, tribunale. Antonio, a proposito, ci vuoi chiarire un po', perché molti radioascoltatori ci chiedono chiarimenti in merito, perché naturalmente non ci sono comunicazioni ufficiali, tranne il annuncio che hanno fatto i maestri di festi congiunto, che avrebbero incontrato il commissario prefettizio, però è insieme al commissario della fondazione. Però di fatto poi l'esito non mi sembra sia stato reso pubblico, l'esito di questa riunione. Non ci sono per ora comunicati e comunicazioni ufficiali. C'è stato questo comunicato congiunto dei maestri di festa che capiamo bene è il simbolo e la testimonianza di un grande malessere. I maestri di festa in qualche modo sono stati lasciati un po' a se stessi, e quindi non hanno avuto in tutto questo periodo alcun punto di riferimento che in un modo o nell'altro questo riusciva a garantire la fondazione. Come voi ben sapete, in tutti questi anni almeno un coordinamento sulle cose da fare. C'è stato questo incontro dove tra le notizie che sono venute fuori è che i giri spogliati saranno svolti, la manifestazione dei giri spogliati sarà svolta in un'unica soluzione il giorno 21, quindi avremo la sera del 21, almeno per il momento, tutti i giri che balleranno in città. Quindi questa è la prima novità. Per quanto riguarda l'annosa vicenda del panettiere, c'è stata la decisione del commissario straordinario unico della fondazione, il dottor Roberto Esposito, che ha di fatto confermato la decisione di affidare il Giglio, adesso non ricordo chi è il maestro di festa, ma ad ogni buon conto al Giglio che viene trasportato dalla Paranza indistruttibile di Cimitile. C'è stata anche una comunicazione ufficiale dei ragazzi dell'Impero che non hanno voluto andare oltre perché era possibile ricorrere ulteriormente al TAR entro 60 giorni. Però certamente c'è questo dato fondamentale che deve essere girato, no? Al di là perché quest'anno si è veramente andati molto al di là rispetto alle precedenti edizioni.
Ovviamente bisognerà trovare un modo per arrivare ad un'assegnazione più semplice, più chiara, più trasparente ed evitare questa coda lunghissima di contenziosi che rende sempre più incerto lo svolgimento della festa, ma poi anche una contraddizione. Che senso ha festeggiare se poi già prima di far festa noi dobbiamo farci causa? Quindi bisogna capire, bisogna analizzare quelli che sono stati i problemi in questi anni, se ci sono dei punti del regolamento da affinare, ma certamente non possiamo né da un lato affidare agli avvocati la soluzione delle vicende. Quindi deve essere una soluzione che bisogna trovarla in maniera molto semplice, con un'assegnazione più chiara, con un regolamento più efficace, ma questa sarà questione che dovrà essere demandata alla nuova fondazione. La festa ha bisogno di un nuovo assetto sicuramente per rimuovere tutte queste criticità che poi alla fine anche in questo caso rischiano di allontanare sempre di più i giganti, la comunità festiva dalla propria festa. Questo è davvero molto triste, perché la festa di Giga è una cosa che appartiene a tutti e quindi c'è necessità anche qui di rimuovere le criticità che ci sono. Si prova a fare qualcosa, ma davvero le persone sono stanche, perché chiaramente abbiamo assistito in coda all'ultimo periodo della vecchia amministrazione anche una contrapposizione molto forte tra amministrazione e fondazione, fino a che poi si è arrivati alla rimozione dei tre consiglieri, dei tre membri che la stessa amministrazione, lo stesso sindaco aveva nominato, e per poi arrivare alla sentenza, alla decisione del TAR, che ha dichiarato addirittura incompatibili i tre componenti che poi avevano sostituito i tre consiglieri originali, perché erano funzionari comunali e ritenuti quindi incompatibili. Quindi si è arrivati poi addirittura all'azzeramento totale della fondazione, quindi con anche la rimozione e l'azzeramento dei 2 membri di nomina curiale, e ci siamo trovati in una situazione di completo disorientamento, perché io vedo che tanti amici, associazioni, i maestri di festa sono completamente disorientati. Quindi speriamo che in un modo o nell'altro presto si riesca a garantire non solo un'amministrazione che deve essere ricomposta, ma un'amministrazione che sia stabile, che abbia dei punti fermi e che abbia una certa coerenza, e non certamente come l'ultima che abbiamo appena lasciata, che oggettivamente aveva tante contraddizioni interne che poi sono scoppiate in maniera plateale. La città merita d'altro, ma ci vuole un impegno anche da parte di tutti, ma soprattutto di coloro che si candidano, che non è soltanto una candidatura per raggiungere un risultato che è quello della vittoria elettorale, ma è la costruzione di un progetto politico vero. Questo al di là, e questo discorso vale per tutti coloro che si sono adesso la palla passa all'elettorato, che dovrà fare il proprio dovere, e dopodiché questa prima patata bollente sarà affidata al neo sindaco. Invece per il 2025, quindi oltre al discorso della ballata dei gigli spogliati, si è giunto anche a un accordo per quanto riguarda l'alzata dei board, per quanto riguarda invece le postazioni? Credo che al momento non ne ho ancora notizia, ma cercherò di recuperarle anche nei prossimi giorni. Ma anche queste si lamentava che non c'era alcun accordo su nulla. Ovviamente prima o poi questo tipo di organizzazione dovrà essere realizzata. Credo che il dottor Esposito a stretto giro dovrà dare un'accelerata, ma quello che so al momento si sta cercando, sia in maniera sia in difficoltà. Quindi, Antonio, scusa, per mia conoscenza, in base a quale il commissario della fondazione, in base a quali requisiti è stato scelto? Ma adesso siamo in una situazione eccezionale. Ora ricordo così a memoria che in caso eccezionale è prevista questa figura
del commissario, quindi in momenti, come dire, di transizione, di emergenza No, perché io almeno non lo conosco, ha delle competenze No, riguardo... su specifiche no, è uno credo che sia uno dei subcommissari, spesso ha fatto il commissario in altri comuni viciniori, no, si tratta sempre di un funzionario della prefettura che è stato scelto dal commissario prefettizio, mi sembra la dottoressa Trezza, a assolvere questo compito. Quindi chiaramente dovrà attingere anche alla comunità per cercare anche di capire attraverso gli uffici cosa si è fatto, cosa non si è fatto nel tempo, e per cercare, noi personalmente ti posso dire che sia io che Luca De Risi in rappresentanza della comunità e Luca come dire presidente di Gravas abbiamo dato la nostra disponibilità semplicemente per memoria storica, ove mai ci fosse bisogno di un aiuto, come dire, come servizio alla città, soprattutto per il programma di accoglienza che viene fatto per la rete e per tutto quello che ovviamente non bisogna dimenticare, ecco, per garantire il rituale anche nell'ambito al di là della ballata, al di là... Anche perché le elezioni sicuramente si arriverà a un ballottaggio, quindi il sindaco vero e proprio prenderà, voglio dire, possesso pochi giorni prima di San Provino. Allora, se non ci sarà ballottaggio, chiaramente la prima decade di giugno avremo il nuovo sindaco insediato. Se invece ci dovrebbe essere, se eventualmente ci dovesse essere il ballottaggio, chiaramente l'8-9 svolgerebbe il ballottaggio e poi chiaramente una decina di giorni per l'insediamento. Questo poi è da vedere come andrà a finire anche questa vicenda, ma chiaramente buona parte del lavoro e quindi appostare le cifre che servono per garantire il bilancio, tutto ciò che serve per l'organizzazione della festa, ma anche parte dell'istruttoria, delle domande dei gigli, diciamo per il 2025 è possibile che gran parte di questo lavoro dovrà essere svolto dai commissari, questo è innegabile, quindi bisogna un attimo capire come si svolgerà tutto questo. Siamo in una situazione di forte emergenza, questo è chiaro a tutti, e anche le informazioni sono molto calibrate perché chiaramente non so se esiste ancora un servizio di ufficio stampa ma che fa trapelare solo l'indispensabile. Ecco, questo bisogna ritornare a un rapporto di trasparenza, di comunicazione istituzionale. I cittadini non possono essere lasciati così senza informazione, senza reale comunicazione, con uno scollamento tra gli uffici e la comunità, e questo non vale, questo non è soltanto per la festa dei Giri, quindi c'è un grande lavoro che attende la prossima amministrazione, soprattutto per ricostruire un confronto sereno, perché anche nella diversità delle parti bisogna ricostruire un confronto sereno, capacità di sintesi e soprattutto come dire anche un minimo di programmazione che fino ad oggi non si è visto, ma anche perché non essendoci una parte politica è come se non ci fosse una guida, è un treno senza, come dire, il conducente, quindi bisognerà ritrovare questo, anche perché i commissari non vivono la realtà, non conoscono la realtà complessa della festa dei Giri, magari la assimilano a una semplice festa patronale come le altre, e non capendo che c'è tutta una ritualità che va rispettata e quindi come dire bisogna tenere in debita considerazione. Siamo in un momento di forte crisi, di vuoto, ma soprattutto quello che mi preoccupa è la disaffezione. Sempre più cittadini si stanno allontanando dalla vita attiva della città e quindi anche della festa. Questo è il dato più preoccupante. Bruttissimo come dato, quindi, bruttissimo. È la cosa che ci fa stare più in difficoltà. Sì, infatti è bruttissimo come dato, perché allontanare le persone da questa legge non è corretto, Sperando che le cose si aggiustano, faranno un bello statuto, una bella fondazione con un bello statuto, perché andare avanti e indietro tra TAR, tribunale e via dicendo non è bello, è come portare San Paolino in tribunale, sinceramente
come diceva anche il vescovo Beniamino di Palma, non è bello fare queste cose. Quindi con la speranza che si farà il nuovo sindaco, ecco, andranno d'accordo sia fondazione che sindaco, si farà un bello statuto e si assegneranno i nuovi maestri di festa nella notte tra diciamo della festa dei Gigli, quindi come in vecchia data, non fare ricorsi contro ricorsi, tal e contro tal, cioè noi qua siamo a un mese dalla festa dei Gigli e abbiamo saputo pochi giorni fa chi faceva il giglio del panettiere, quindi sinceramente alla gente non va bene perché poi la festa va vissuto tutto l'anno, uno deve divertirsi Esatto. tutto l'anno, perché io ti parlo proprio sinceramente, se ero io ai maestri di festa sia dell'uno sia parlo di Paranza sia all'indistruttibile Cimitilese e sia all'Impero Romano, dicevo sai che c'è di nuovo, sindaco te lo fai tu il giglio, noi ci tiriamo indietro. Sì, commissario, perché se non sì. E poi dovevano mettersi loro il giglio, loro i soldi per fare il giglio, perché a questo punto dici, sai che c'è di nuovo, io mi devo divertire un anno, non un mese, quindi io mi ritiro, lui si ritira, a questo punto chi fa il giglio è l'amministrazione comunale, io penso più l'amministrazione comunale, che poi in quel periodo di tempo c'è il sindaco, quindi e non è bello, perché uno chi fa il giglio fa dei sacrifici, spende dei soldi e ha pure il diritto di divertirsi, Antonio. Assolutamente, bisogna tornare, perciò c'è un grande lavoro da fare. Dipende da noi, dipende anche dalla comunità, che bisogna cercare di pretendere un certo tipo di comportamenti, dipende anche dal modo in cui votiamo, in cui noi indirizziamo i nostri rappresentanti, dipende anche dal senso di responsabilità che purtroppo per un motivo o per un altro negli ultimi anni non c'è stato francamente, quindi c'è stato sempre un peggioramento nei comportamenti, nel senso di responsabilità, amministrazioni litigiose, contrapposizioni forti che non hanno portato a nulla di buono se non a un degrado proprio anche morale dell'attività politica e anche tante inefficienze di carattere amministrativo. Quindi bisognerà rivedere il tutto e sperando, come dire, che sin dalla prossima amministrazione questo possa essere fatto. E poi fare una fondazione di persone che ne capiscono veramente della festa dei Gigli, cioè che vengono proprio, ecco, pure se uno sa, seppure alle spalle ci saranno degli ex paranzari, delle vecchie cose, che ben venga, perché poi danno soltanto a voi giovani, cioè noi giovani, e poi non possiamo dire nemmeno giovani più, dei consigli, ecco, come fare e come non fare, perché secondo me la vecchia esperienza, l'esperienza fa sempre capolinea in tutto a questo punto, quindi mettendo anche qualcuno alle spalle che ne capisca veramente della festa dei Gigli, pure se non compare direttamente, va a dare dei consigli proprio a chi farà parte della nuova fondazione, che ben venga e il risultato speriamo che sarà in positivo. Benissimo Antonio, noi ti ringraziamo. Grazie, magari avremo modo di sentirci anche sì, tu quando vuoi, magari avremo qualche altra novità, incrociamo le dita e speriamo bene. Tu quando vuoi puoi sempre venire qui in radio, oppure ci sentiamo telefonicamente e magari facciamo un'altra diretta telefonica, perché so che sei impegnato nella tua campagna elettorale. Bene, io ti saluto, Lelo De Lucia, ti passo al cuginone, Un caro saluto e a presto. Grazie sempre ragazzi, e buon lavoro. Grazie a te. Sempre grazie per il vostro servizio. Grazie. Arrivederci, ciao. Bene Giorgio, a questo punto, non so se tu mi hai capito, io che faccio il giglio, no? Mi è assegnato un mese della festa di Gigli, io tutto l'anno non ho fatto niente, e poi fare tutto da capo, uno che ha anche un lavoro, una famiglia, come fa a organizzare tutte queste cose? Io sinceramente, io l'ho detto la mia, io mi sarei ritirato. A questo punto io non voglio fare più assolutamente, purtroppo, allora, sicuramente essendo che sono atti amministrativi allora possono essere impugnati, però io penso debbano fare un po'
ci voglia più trasparenza intanto nelle assegnazioni, quindi devono essere atti che devono essere consultabili e visibili a tutti, non solo esclusivamente in sede di tribunale, perché penso almeno se come si fa insomma nelle cause normali, puoi accedere agli atti esclusivamente quando c'è un procedimento in corso. Invece ci vorrebbe molta trasparenza e voglio dire, quindi si deve agire nella massima trasparenza e deve essere tutto dimostrabile in modo tale che ognuno sta in pace e dice sì, effettivamente quest'anno non ce l'ho fatta, ce la posso fare l'anno prossimo. E forse insomma bisogna molto lavorare su questo, però ci vuole la volontà degli uomini, ecco, come dicevo, uomini di buona volontà. Se ci sono gli uomini di buona volontà si può fare che tutto. ben vengano, che ben Si può vengano. fare tutto, altrimenti purtroppo in eterno insomma rimarranno sempre delle questioni in questo, come questo caso, e purtroppo quest'anno è una batosta ancora maggiore perché ricordiamo non c'è ancora un'organizzazione, ce l'ha detto Antonio, che comunque Antonio D'Ascoli, che sicuramente ne sa più di noi, che è all'interno un po' della macchina, un rappresentante appunto delle macchine a spalla per l'UNESCO, quindi conosce bene le situazioni, e quest'anno davvero, voglio dire, è una situazione poco bella, poco trasparente, poco simpatica, perché è stato nominato un commissario della Fondazione Festa dei Gigli, che della Festa dei Gigli probabilmente ne è sentito parlare il giorno che è stato nominato, e quindi davvero conosce poco. Anche questo è discutibile, in base, ecco, forse sarebbe stato meglio dal punto di vista del nominare un tecnico che conoscesse già la festa da parte del commissario prefettizio, invece si è fatta questa scelta e ad oggi, come abbiamo sentito, si è giunto ad un solo accordo, che anche questo è molto discusso, di far ballare l'accordo dei noi gigli, di far ballare tutti gli 8 gigli in un solo giorno, una sola sera peraltro, perché almeno prima si dividevano mattini e sera, e quindi è molto discutibile dal punto di vista dell'ordine pubblico, perché ricordiamo che i gigli spogliati si sposteranno dal cantiere alla postazione, ci sarà sicuramente motivi di traffico, di ressa di persone, perché poi spesso ogni cantiere ospita 3, 4, 5 gigli per farli costruire, e quindi ci saranno sicuramente, insomma, voglio dire, speriamo insomma che vada. Sì, è assurdo fare una cosa del genere, perché tu vedi a Piazza del Collegio, non parliamo perché per la festa sia godibile e fruibile a tutti, è solo questo il discorso, che la festa deve essere visibile a tutti, perché se creiamo un ingorgo con 4-5 gigli a Piazza Collegio, che sappiamo non è una piazza grandissima, c'è via Collegio e via Mozzillo, e poi c'è la via di fuga che è via Duomo, voglio dire, quello già sarà un ingorgo. A differenza magari Piazza Giordano Bruno, che già è antistante alla piazza, sarà diverso, oppure Piazza Villa, diciamo, come chiamiamo Piazza Villa, però io penso ci sono alcune zone, non so se ne faranno qualcuna. Ma i cantieri saranno sempre gli stessi, Giorgio, sempre gli stessi. Quindi io penso che a Piazza Collegio i 3-4 giri ci sarà un ingorgo, perché non è uno spazio molto grande, e quindi voglio dire, speriamo insomma che adesso ci sia un incontro risolutivo tra i maestri delle feste, insomma tra tutti gli organi preposti, per trovare il miglior accordo, perché sia una festa davvero godibile e fruibile per tutti e chiunque possa gioire in quella giornata. Allora, noi siamo arrivati agli scocci, sono le ore 22 preciso, ecco, in questo preciso istante. Noi prima, ecco, io vado ad elencare i nostri tempi e poi facciamo riascoltare. Allora faremo ascoltare le 9 canzoni in gara? Sì, sono 3 minuti e di 40 canzoni. Andiamo ad elencare, ecco, tutte quante. Sono Solano 1990 a bordo di Felice Parisi, Salumiere 1969 L'amore lontano di Felice Caccavale, Bettolire 1989 Ogilio Cantinera cantano di Lorenzo e Marotta, Panettine 1977 Chi vuoi più Davide Angora, Barca 1991 La Barca d'amore di Tommaso Piatti, Beccaio 1978 E corra di Francesco Basile, Calzolaio 1982 Oculatore di Enzo Parisi, Fabbro 1996 Ricordi Raffaele Caccavale, Sarto 1995 Fate di suon di Carmine Parisi. Come votare? Allora, Giorgio,
o tramite la nostra o una email. mail a cantanole@gmail.com oppure messaggi in direct come già hanno fatto molti di voi sui nostri social Facebook, Instagram o YouTube. Naturalmente poi ci sarà un sorteggio e verranno premiati anche chi ha votato. Oltre a votare le 3 canzoni, quelle più votate, saranno anche premiati coloro che hanno votato. Faremo un sorteggio di 3, giusto, faremo un podio anche in quel caso, e nella serata che appunto dove presenteremo la canzone Eterna 2025 davanti al calzolaio, Giglio del Calzolaio, quindi ci sarà anche questa premiazione il lunedì della festa, quindi abbiamo detto sarà il giorno 23 giugno. Vi raccomando, mettete il numero di telefono, chi non l'ha messo, chi ha votato, c'è qualcuno che non ha messo il numero di telefono, che lo metta, perché potete essere contattati, perché avete vinto e venite a prendere il premio sul palco quando sarà il lunedì del 23 giugno davanti al Giglio del Calzolaio. Ebbene, allora ascoltiamoci tutti quanti insieme queste 9 canzoni. Benissimo, eccoci qua, siamo
alle ore 22 e 7 minuti primi, tutti in diretta con Radio Cantanola, che potete seguire sempre sulle nostre pagine di Facebook e Instagram con Cantanola Gigli Nola in radio, dove potete votare, trovate le nuove canzoni da votare sulle nostre pagine. Quindi oltre quando faremo noi la trasmissione, piano pianino vi scorrerete la pagina di Facebook o Instagram di Cantanola Gigli Nola in radio e vedete la canzone che vi piace di più e la votate. Bene, adesso andiamo ad elencare. Dimmi, volevi dire qualcosa, Giorgio? No, volevo ricordare che l'appuntamento della settimana prossima sarà di martedì. Quest'anno abbiamo fatto martedì, quindi martedì prossimo. Ma veramente vi aggiorneremo sulle Man mano, sì, quindi il prossimo appuntamento sarà martedì prossimo, sempre a partire dalle ore 21. Poi potete seguire sempre le nostre pagine dove man mano vi aggiorneremo su tutto. Allora, adesso andiamo ad elencare i nostri thank you di Cantanola 2025, che sono Carmine Napolitano, fotografo Nola e Napoli, Milichini Meeting Club, via Castelcicala, numero 8 a Nola, sarebbe ex ristorante Santa Lucia, Tutto Ufficio Buffetti, via Circolazione per Saviano a Nola, Bar Pasticceria Minichile in via Stella a Nola, Tenuta alla Marca in via San Francesco d'Assisi a Saviano, Fratelli del Piano Group in via La Rocca e in via Tanzillo a Nola, Gioielleria d'Amore in via San Felice a Nola, Pacchet Ristorante e Pizzeria a Domicella, Farmacia Visconti in via Micole Boccia a Nola, Gastone Pizzeria in via Roma Cimitile, Gruppo Vecchione Home a Nola, Falegnameria Talese a Nola, al Cardinale Pizzeria in via Einstein numero 3 a Mugnano del Cardinale, Studio Legale Raffaele Boccia a San Giuseppe Vesuviano, l'abbigliamento La Gatta in via Padula a Brusciano, Gioielleria Cervo a Saviano, Cellerini Argenteria a Firenze, Bassanelli Argenteria a Firenze, Neon Carmen località Pizzone a Nola, Antica Fioreria De Filippis a Nola, Cantanola Show Eventi, Sartoria Marignane Moda Mare, Ecaep Moda, Lulup Farma a San Giuseppe Vesuviano e infine ancora Cantanola Show Eventi. Allora, siamo al termine, Giorgio. Sì, allora ringraziamo tutti voi di averci dedicato questa ora, ritorneremo settimana prossima, abbiamo avuto degli spunti molto interessanti, ringraziamo ancora i nostri ospiti che hanno contribuito a questa puntata, padre Beniamino De Palma, che poi potrete riascoltare di nuovo la puntata perché verrà di nuovo pubblicata, quindi potrete riascoltarla, e poi con Antonio Dascoli, quindi abbiamo discusso di temi molto attuali e molto importanti. Settimana prossima avremo altri contenuti di martedì, ricordiamo, martedì andiamo in onda, non domani ovviamente, ma l'altro martedì, quindi poi faremo le locandine dove voi potete vedere sulle nostre pagine sia di Facebook che Instagram. Allora, andiamo con la sigla e i saluti finali, Giorgio? Apriamo e chiudiamo con Salve Onola, l'inno di San Paolino, l'inno a San Paolino. Vi ringraziamo, vi auguriamo una buona settimana, una buona serata. Viva Onola, viva la festa dei Gigli, viva San Paolino. Da Giorgio Napolitano una buona serata a tutti. Grazie Giorgio, un saluto particolare a tutti quanti voi che ci avete ascoltato fino all'ultimo, grazie veramente. Noi diamo appuntamento questa volta alla prossima settimana di martedì, sempre a partire dalle ore 21 con Cantanola Gigli Nola in radio edizione 2025. Da parte di Lello De Lucia una cordiale buonanotte, un bacione, ciao, a presto.